A me non era ben chiaro cosa dovevo fare stasera, quindi io ho preparato delle slide su degli aspetti tecnici che io voglio applicare, che ho già iniziato a applicare, visto come è andata l'anno scorso, ma perché non sono riuscito a farli più che altro. O li ho fatti limitatamente proprio perché dal 20 di aprile per un mese io ho perso Anna. Non per infortuni fisici, ma perché si è beccata una mononucleosi, quindi perdere un mese in quel periodo lì è come tirarsi una bastonata lì. Dei denti. Quindi se volete vi parlo di Anna, se no parliamo di questa cosa. Per me è indifferente, perché qua vedo che tutti parlano dei propri atleti, io... No, non è che vai obbligatorio, ognuno ha detto le sue opinioni. Va bene, allora parliamo di questa cosa. 400 ostacoli, ritmica dei 400 ostacoli e esercitazioni per raggiungere questa ritmica, no? Andiamo avanti pure. Allora, gli esercizi di ritmica assumono un ruolo fondamentale per riuscire naturalmente ad ottenere una prestazione importante. Sappiamo che bene o male si parla che tra un 400 e 400 ostacoli si viaggia, un buon atleta dovrebbe viaggiare con una differenziale di circa 3 secondi, poi più o meno insomma. E naturalmente questi obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso esercizi di ritmica. Con i giovani vi sono due problemi. Tendenzialmente gli atleti fanno ritmica quando si avvicinano alle gare e naturalmente con ostacoli a misura gara, a distanza gara. E questo è un problema. Vediamo perché. È un problema per due fattori, perché i giovani non hanno sviluppato elevati gradienti di potenza aerobica e lattacida, quindi questi quando mi fanno 2 o 3 prove sono già morti. E inoltre per il problema legato alla distanza delle barriere, perché se io utilizzo le barriere a distanza gara, questo quando la terza barriera non è, già la seconda barriera non è come la terza barriera e la terza barriera non è come la quarta barriera, quindi non hanno la capacità di sopportare un determinato ritmo e una determinata cadenza. Allora, andiamo avanti, oh Madonna Santa. Fai andare con PowerPoint con la presentazione che forse si... Allora, una delle metodologie che secondo me dà i migliori risultati è quello di... no? Chissà perché. Forse vabbè, è lo stesso. È naturalmente quello di rapportare quelli che sono i passi che un atleta deve fare in gara ad un numero inferiore di passi mantenendo quell'ampiezza, che possono essere 6-7 passi, 8-9 passi, via dicendo. Tendenzialmente l'idea è quella di partire con i 6-7 passi d'inverno per poi naturalmente spostarsi a distanze più ampie andando avanti con la stagione. Tendenzialmente, io parlo adesso di donne, naturalmente mi trovo meglio con le misure, 6-7 passi corrispondono su 10 ostacoli sono 140 metri. Quindi è un lavoro che deve essere fatto tranquillamente da un atleta. Una cosa che ho visto a Formia e che succedeva quando avevamo fatto una delle prime volte questo lavoro a Ilaria siccome aveva difficoltà magari nella capacità elastica, cosa faceva? Correva forte. Cioè questa correva 15 metri tra una barriera, 14 metri 80 tra una barriera e l'altra in 1,8, 1,7. No, devono imparare a rimbalzare e a correre a ritmi leggermente più lenti. Perché? Perché non deve essere una gara. Anche quest'estate, questa primavera, quando aveva fatto quel lavoro sui 5 ostacoli, facevano gara chi arrivava prima sul quinto ostacolo, no? Cioè, voglio dire, il lavoro deve avere una cadenza che deve essere ben costante, ben distribuita per tutte le prove. Qual è il problema principale dell'affrontare, del mantenere la cadenza? Il problema, al di là di quello energetico, ma che in un lavoro del genere non devo avere, è legato al fatto della ripresa della corsa quando scendo dall'ostacolo.
Infatti avevamo visto, giusto Vincenzo, che qui facevano 5-6 passi prima di arrivare all'ampiezza ottimale. Con un lavoro del genere, e soprattutto quando io lavoro sui 6-7 passi, lì non mi posso permettere di non riprendere immediatamente l'ampiezza, perché se non riprendo l'ampiezza non ci arrivo a quell'altro ostacolo. Infatti, se io devo fare una valutazione tra il lavoro sui 6-7 passi e l'8-9 passi o 10-11 passi, è più difficile il 6-7 passi. Il 6 ancora più, perché naturalmente bisogna alternare gli arti, cosa che un ostacolista deve fare. L'ostacolista che utilizza solo un arto non è un ostacolista da 400 ostacoli, ovvero ci può riuscire, però naturalmente va incontro a delle problematiche, intanto deve essere un artista nella distribuzione dello sforzo, deve essere calcolato minimamente dalla prima barriera, perché altrimenti giustamente non è possibile fare questa cosa. Un altro aspetto importante. Va adesso. Ah, perfetto. Perché ce n'erano tante, sì. Naturalmente io con questa esercitazione posso quindi stabilire naturalmente qual è l'ampiezza, questa è la prima cosa, stabilire in quanti passi ci deve correre dentro questo cristiano santo, perché non è che posso dire io da domani gli faccio fare 14 passi a questo, devo naturalmente vedere, capire qual è. Fatto questo, posso anche strutturare la ritmica della gara, dove nel cambio, naturalmente, che può essere dai 16 ai 17, dai 13 ai 14, dipende se maschio, posiziono l'ostacolo esattamente dove viene il cambio e distribuisco le barriere successive e quelle anteriori con gli spazi giusti, in modo che comunque lui già focalizza che quello è il suo punto dove deve fare il cambio. Un'altra cosa importante, poi vedremo se andiamo avanti, quando ci sono le tabelle, che ci sono dei vari valori, ovvero le varie difficoltà. Le varie difficoltà vanno applicate, 1, in base al periodo in cui si fa il lavoro, 2, se si usano le chiodate o meno, perché io, per dire, oggi ho fatto questo lavoro di ritmica con Anna, io lo faccio una settimana sì, una settimana no, e invece che corre in 14,90 quando fai 16, quando corre i 6 passi, glieli porto a 14,50, in questo modo lei può tranquillamente utilizzare le scarpe normali e quindi evitare anche ulteriori traumi, perché comunque a parte che a Verona abbiamo una pista che è indegna, quindi noi le scarpe chiodate le vediamo col binocolo, però in questo modo io riesco naturalmente a preservare anche la struttura e l'integrità dell'atleta. Poi sinceramente c'è anche da dire una cosa, poiché io spingo Anna all'idea che l'importante è rispettare la ritmica, non mi interessa la velocità, e io gli dico tante volte, più riesci ad abbassarmi la velocità mantenendo la ritmica, più sei brava, perché è lì il problema. Correre forte si fa presto, si spinge di più, ecco, questi qua, quindi qua. Poi c'è anche un altro discorso, il fatto che e l'altro discorso è questo, che naturalmente se io faccio un lavoro ambidestro in rettilineo non è la stessa cosa che farla in curva faccio più strada, dobbiamo ricordarcelo, poca, ma la facciamo per lo più quando io vado in attacco di destro, vado sempre esterno, quando vado di sinistro vado sempre interno, quindi questo mi crea tutto un movimento che poi io devo naturalmente ripristinare andando avanti nei passi successivi. E fare un lavoro in 6 passi in curva così non è tanto facile, si fa, devono imparare a farlo. C'era Mori giù a Formia, mi diceva che con Ben Cosmi gli ha fatto il personale all'8º ostacolo senza mai aver provato una ritmica completa a 35 metri, solo facendo questo lavoro in progressione. Quindi lo valuto un ottimo lavoro
E speriamo. Io quest'anno ho fatto poco o niente, la stagione passata. Quest'anno ho cominciato subito proprio per non dover incorrere in qualche problemino, perché se io comunque la ritmica la costruisco, ho un problema di questo tipo, vabbè, mi fermo, però comunque gli rimane in memoria. Io vedo che quando glieli metto giù ormai ci gioca dentro senza nessun problema a fare queste cose. E quindi se l'anno scorso, magari già dall'inverno, avessi fatto questi lavori, anche se poi ho perso quel mese lì, magari sarei riuscito ugualmente a ottenere qualcosa in più. Voglio fare una premessa importante. Anna è una grande atleta. Non ho mai schiacciato l'acceleratore, mai. Addirittura io quest'anno, devo dire, non me ne fregava neanche niente, ho detto la lascio stare e la lascio lì. Il primo anno allieva, visto e considerato la qualità delle allieve di quell'anno lì, ho detto la metto nel cassetto. L'ho messa lì, ma proprio l'ho messa lì. Un'altra cosa importante, prima si parlava di tecnica qua e là. Un atleta per fare tecnica deve essere strutturato. E un'altra cosa importante, deve esserci motivazione a voler raggiungere questa tecnica nel ragazzo, perché se io gli rompo le balle tutti i santi giorni con questa tecnica e questo qua non gliene frega una mazza, io questo lo perdo. Allora loro devono capire l'importanza. Quando Anna ha cominciato a frequentare il mondo della federazione, a rendersi conto che era una schiappa, adesso me la chiede. E adesso ogni volta che fa qualcosa mi dice com'è, ne vale la pena, altrimenti non si fa nulla. Di questo ne sono convinto. Allora, un aspetto importante che ha messo in evidenza è quello del lavoro di ritmica degli ostacoli durante la preparazione invernale, che, come ha spesso detto lui, viene abbandonato. Invece, come ha spiegato, è importante svilupparlo su distanze più corte, perché l'inverno è più facile svilupparlo, e su distanze differenti e con ritmi differenti, perché riesce a preparare l'atleta anche per il futuro e non solo per la stagione in corso.